Eccoci qua, allora sto chinato, se no esco dall'inquadratura. Eccoci qua, parliamo della Gioventura piemontesa, la seconda delle 3 puntate sulla lingua piemontese, la salvaguardia della lingua piemontese. Vi presento i nostri ospiti, che sono gli stessi di mercoledì scorso, Carlo Comoli. Buondì. E Stefano Ridella. Buongiorno e ben ritrovati. Gioventura piemontese, allora entriamo nello specifico, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di quello che si sarebbe verificato, quello che sarebbe accaduto lunedì. È già accaduto, abbiamo anche delle fotografie. Le firme per la tutela della lingua piemontese da 12.000 sono già diventate 13.000, vero Carlo Comoli? Sì, ieri è stata consegnata una petizione al Consiglio regionale del Piemonte per sostenere delle proposte per far ufficializzare la lingua piemontese, perché c'è una legge del 99, una legge dello Stato, ecco vediamo la nostra leader del nostro sito, col campo di Papavera, il nostro bellissimo Piemonte, la bandiera. Dicevo, c'è una legge dello Stato di 12 anni fa che riconosce 12 lingue minoritarie, come il sardo e il friulano, il piemontese non c'è, secondo noi, secondo moltissimi, questa è una grave mancanza, vogliamo che venga inserito. E ieri è stata consegnata questa petizione per andare in quella direzione. Le firme erano 12.000, si prevedeva, ieri siamo arrivati alla 13.000esima e la raccolta proseguirà. Devo dire che in tempi non sospetti ho firmato anch'io davanti ad una delle vostre, dei gazebo, insomma le bancarelle che si trovano in giro, e ho detto, ma posso firmare benché io non sia piemontese? La firma è aperta a tutti, vero? Certo, certo. Forse l'avevo raccolta io, l'adesione, avevo detto una roba del genere, va benissimo, meglio ancora, nel senso che sì, ma me l'hai detto in piemontese. Sì, non è una discriminante etnica. Ci mancherebbe altro. Tutt'altro. E il nostro è un discorso inclusivo che vale per il territorio e per tutti i piemontesi, quindi quelli che vivono in Piemonte. Questo è un valore di tutti e deve essere portato avanti in questa direzione e in questo senso. E devo dire che abbiamo avuto una grandissima risposta da parte di tutti. Vediamo un paio di fotografie di questa giornata campale che è stata lunedì con un doppio appuntamento, prima la conferenza stampa e poi la consegna delle firme. Ecco, questo è un bel gruppetto, dove siete qua? Quella siamo una parte della delegazione che poi è andata a consegnare le firme alle 3 davanti a Palazzo Laskers, lì Palazzo Laskers, la Sala Morando alle 3. La sede della regione, del Consiglio regionale, sì. E qua io con l'onorevole Cavallotto, la consigliera Motta, l'unica signora che è presente ovviamente, e in centro il presidente del Consiglio Valerio Cattaneo con le 12.000 firme, mentre le pesa. Diciamo, è stato un momentino il momento clou, ecco, della manifestazione, la consegna ufficiale. Il peso delle firme, quello. Il peso delle firme, dicevo, facendo la conferenza stampa i convitati di pietra, ecco. Nel senso che in realtà ieri i protagonisti erano quei 12.000 cittadini che erano presenti in spirito con la loro firma e ovviamente non potevano essere presenti nella sala, ma c'erano tutti. Carlo, allora l'obiettivo è quello di entrare tra le lingue riconosciute, no, sì, dalla legge, cioè da 12 diventare 13. Sì. In quel caso che cosa cambierebbe? Intanto la cosa è fattibile entro tempi non biblici? Ma dipende. Adesso come prosegue l'iter? Allora, la cosa è fattibile nel senso che questo è il nostro diritto. Dipende fondamentalmente da noi, nel senso dalla proposta che riusciremo a fare, dalla capacità che riusciremo a mobilitare, dall'interesse che ci sarà da parte delle istituzioni. La cosa prosegue nel senso che ieri è stato consegnato, se vogliamo, un primo lotto della petizione, le prime 12.000 firme. Noi vogliamo continuare e darci appuntamento a ottobre-novembre, sempre in Consiglio regionale, consegnare un secondo lotto e monitorare un momento l'andamento dell'iter legislativo, perché ci sono diverse proposte di legge già presentate da tempo, che però non sono ancora state discusse. La ratio invece era quella, che è stata esposta anche ieri, era quella di far discutere queste proposte di legge e farle approvare nel più breve tempo possibile. Alla fine dell'iter legislativo chi è che darà l'ultima parola? Chi è che deciderà? Il Parlamento italiano. Il Parlamento italiano nel senso. E quindi qua i parlamentari piemontesi sono tirati in ballo necessariamente per le loro origini? No, sono tirati in ballo necessariamente per il fatto che devono rispondere ai propri elettori e quindi questo, secondo noi, è un preciso dovere, il fatto di sostenere la lingua regionale, un preciso dovere di tutti i parlamentari del Piemonte e quindi questo sollecita la loro attenzione e il loro impegno. Si parlava ieri, penso il senatore Ghigo, si diceva i parlamentari piemontesi devono fare lobby. In senso positivo, ma la democrazia è questo, poi, no? Cioè portare degli interessi legittimi. Vuol dire fare un'unione che fa la forza. Certo, sì. Perché se no, se ognuno viene indipendente non serve da nessuno. Ma i parlamentari parlano il piemontese? I parlamentari piemontesi? Qualcuno sì.
Qualcuno sì, qualcuno no, ma l'importante non è tanto il fatto di il parlare piemontese, o meno parlo me che ti, è l'attenzione che è riservata alla cosa e l'impegno che ci si mette poi nel proprio lavoro di parlamentare. Per cui si dovrà arrivare quanto prima a un testo unificato delle proposte che giacciono in Parlamento, farlo calendarizzare nella commissione competente, che sarà la prima commissione affari costituzionali, e poi portarlo all'attenzione dell'Aula. E quindi lì bisognerà anche trovare il momento giusto per farlo calendarizzare. Carlo, nella migliorissima delle ipotesi, diciamo che in tempi brevi la lingua piemontese verrà riconosciuta dalla legge, diventerà la 13ª lingua regionale riconosciuta dalla legge. Cosa cambia da quel punto di vista? A quel punto che cosa succede? A parte ovviamente un successo da parte della Gioventura piemontese, che è il massimo promotore di questa iniziativa. Questo sarebbe, diciamo, una soddisfazione personale che però andrebbe assolutamente in secondo piano rispetto all'obiettivo raggiunto, che sarebbe quello in primis del riconoscimento della lingua piemontese in quanto tale. Questo poi porterebbe a cascata delle conseguenze che sarebbero la possibilità di insegnarla a scuola, l'utilizzo nei mezzi di comunicazione tipo la televisione pubblica, provvidenza anche per i comuni o per gruppi che eventualmente volessero sostenere la cosa, ma la cosa che veramente sarebbe importante sarebbe quella che il piemontese tornerebbe all'onore nel mondo e non sarebbe un po' nascosto come la polvere sotto il tappeto come sovente è oggi, ecco. E quindi il riconoscimento dallo Stato, da parte dello Stato, avrebbe un valore importante in sé, un valore intrinseco, e questo è assolutamente il primo passo, perché se manca questo passo, se manca questo passaggio, tutte le altre azioni che poi eventualmente dovessero essere intraprese non funzionerebbero, cadrebbero nel vuoto, perché insomma, si costruirebbe sulla sabbia. Ecco. Sì, non ci sarebbero le basi per continuare nelle vostre iniziative. Dalla volta scorsa ho scoperto che Stefano Ridella in realtà il piemontese lo ha imparato da poco. Non è esatto, mi sono un cammin camprendo, io sono in cammino che studio, che imparo, non l'ho imparato. Quindi l'entravai per tutta la resto della vita. Cioè è un lavoro per tutto il resto della vita, cioè tu stai studiando working in progress, dicono in inglese. Un travail che va in ans. Mi piace di più, mi piace di più questo. Piace anche a me, e il punto è proprio questo, lo faccio proprio perché mi piace, non c'è nessuno che mi obbliga, non c'è nemmeno un vantaggio materiale, se vogliamo, anzi, se vogliamo, ci sono più svantaggi che altro, nel senso che uno viene ancora visto un po' così, no? Ma perché parlare in dialetto nella lingua piemontese, chiedo scusa, un po' come uno dice, guarda quel villanotto che parla in piemontese. Sì, ma diciamo è così essenzialmente. C'è questa forma piccola di discriminazione. Discriminazione anche verso se stessi, normalmente le persone a cui io mi rivolgo in piemontese, perché ormai diciamo a 41 anni non ho più tempo di vergognarmi, per cui se perdo ancora tempo a vergognarmi non imparo davvero più. No, non è il caso. Allora mi rivolgo. E sono genate queste persone, come si dice con un calco italiano sul piemontese. Ma io tra l'altro quando vado al mio paesello parlo sempre in dialetto, il nostro emiliano è un dialetto, non è ancora all'altezza della lingua. Non è una discriminazione, non è una discriminazione. Ma è bello parlare nella propria lingua, no? Qual è il bello di parlare in piemontese, Stefano? Il bello di parlare in piemontese... Si può essere così, se stessi, senza maschere, in maniera più informale? Per me è un po' diverso, perché come dico io sto imparando, e per me è una nuova creazione, io sto dando il nome alle cose, alla realtà che mi circonda, sto rinascendo una nuova vita. Lo so che sono paroloni, lo so che è una frase ad effetto, non l'ho preparata prima, però è così, sono io in prima persona che prendo in mano la mia vita, questa sì è una tavola, questo è un tavolo, sono io che decido di dirlo in piemontese, per me adesso questa sì è una tavola. Però Carlo, ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, agli studenti, consiglieresti di studiare il piemontese o l'inglese? Come utilità non c'è paragone. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Non sono d'accordo. Perfetto. Secondo me non è vero. Spiegami il tuo disaccordo. Nel senso motivalo. Tutte e due, o anche più di due, nel senso dovessi insegnare o meglio dovessi trasmettere la lingua. Nel senso che è fondamentale, allora è importante l'inglese o il cinese come lingua di comunicazione a livello internazionale. Il piemontese secondo me, secondo noi è fondamentale perché rappresenta un pochino il condensato, il sublimato di quella che è la nostra cultura, il nostro modo di essere. E quindi se non venisse trasmesso il piemontese perderemmo da una parte un valore culturale importante, ma soprattutto in un certo modo avremmo un'alterazione del modo di vedere le cose,
non necessariamente negativo, ma vedremo le cose in modo diverso, in un certo modo ci trasformeremo e verremo a essere qualcos'altro. E visto che il mondo che ci circonda come dire, è sottoposto a tantissimi stimoli di qualsiasi natura, tende a volerci omogenizzati, a volerci dei consumatori, a volerci dei personaggi inconsapevoli, dei numeri, secondo me questo causerebbe comunque una degradazione fondamentalmente della società e quindi alla fine avremo anche dei cittadini meno buoni e quindi il fatto di parlare piemontese è importante non ma perché è bello, perché è la nostra lingua, perché è piace, ma perché noi insomma fai parei, se noi chi tu ma adesso fai parei a un umano essere di bravi italiani o di bravi inglesi, di bravi americani, un umano essere poi un po' di babaccio, ecco, in 2 parole. Babaccio? Sì, ma comunque dico, poi chiudo, lascio la parola a Stefano. Era von Humboldt 200 anni fa che diceva che è la lingua che forma il mondo, è fondamentalmente vero. E voi fate il conto, ragionate all'incontrario, pensate di andare a Dresda o Francoforte invece di sentire parlare tedesco, come uno va a Dresda, Francoforte o Düsseldorf parla tedesco, sentisse parlare, non lo so, turco o arabo o swahili, non sarebbe più in Germania. E questo succederebbe se qua in Piemonte non si parlasse Interessante, più. ma tu Stefano parleresti in piemontese anche se andassi ad abitare a New York per conservare le origini? No, non è per conservare le origini, è per conservare me stesso, nel senso che le origini possono essere, uno non le sceglie le origini, i genitori vengono dai posti più differenti, ma uno può pian piano prendere coscienza di quello che è, di quello che vorrebbe essere. Io ho sempre avuto questo accento, che qualcuno ancora, un caro amico di Genova che mi prende ogni tanto in giro e mi dice ti piace la menta? Adesso lui sa che mi fa piacere in realtà. Ecco, questo è un segnale per cui io adesso capisco che il mio modo di essere, la mia struttura anche fisica, come organo della fonazione, è fatto per una certa lingua e io ho scelto di coltivarla, né più né meno. Mi permetto, scegliere tra inglese e piemontese, ma non c'è ragione di scegliere, anche perché hanno funzioni differenti. Piemontese per primo deve essere una lingua, come dicevo prima, per costruirsi, per dare un nome alle cose, per esprimere e costruire la propria personalità. L'inglese per noi può essere una lingua di comunicazione. Bene, per chiudere la nostra chiacchierata vediamo il sito internet che è www.gioventuraPiemontesa.net, così potete avere tutte le informazioni sull'associazione ma anche su tutti i corsi, le attività, la raccolta firme, perché si può firmare ancora, vero? Si può firmare ancora, anzi siete invitati alla nostra sede. Dai, fai un invito in piemontese per votare ancora sì, presso la vostra sede. La nostra sede è vicino a Portanova, via San Sgund, via San Secondo 7 bis, Tacalciuché, insomma dove più o meno un orario di fissi, ma poi faremo di banquet un po' in tutto il Piemonte, quindi in troverete, ecco. Disuma che vorremmo consegnare un lot delle firme verso ottobre-novembre e torneremo a trovare i parlamentari, il presidente Cattaneo, che tra l'altro ha ingaggiato in linea generale a abitare in discussione le 2 proposte di legge in regione prima dell'estate e vediamo un momentino come vanno a finire le robe, ecco, perché poi le robe evolvono e vorremmo seguire un momentino passo passo, come si dice in italiano. Chiarissimo, ecco lì il sito internet, abbiamo anche la prima pagina, l'home page, diciamolo in piemontese? Home page perché è internazionale, cioè, ma non bisogna essere perché non bisogna essere www.gioventuraPiemontesa.net è l'home page, va bene home page? Ma certo, io di solito lo dico perché se sarebbe la pagina a casa, io dico prima pagina. No, ma è internazionale. È internazionale. Grazie, noi ci vediamo mercoledì prossimo. A Dio piacendo sì. A Dio piacendo. A Dio piacendo. Sì. Com'era quella detto la lingua fa parlare il mondo? È la lingua che forma il mondo. È la lingua che forma il mondo. Chi l'ha detta? Von Humboldt. Von Humboldt, me la segno perché è un aforisma che mi piace molto. Grazie a Carlo Comoli e a Stefano Ridella, ci vediamo la prossima settimana.